Eccoci qui con Radio Conegliano e Veneto Globe. Oggi a intervistare il progetto Casamance per il Senegal. Abbiamo qui con noi Mamadou Lamine Diédou, presidente della Federazione delle Associazioni. Abbiamo Mamina Camara, presidente del Dipartimento di Bignona, una città di Casamance. Abbiamo Stefania Girardi, coordinatrice tra Onlus e Fondazione Cavendramin Delta Med. E Roberto Menegona, assessore alla sicurezza di Pieve di Solico. Bene, gentili ospiti, oggi iniziamo l'intervista appunto parlando di questo progetto e iniziamo subito con la Stefania Girardi. Quale ruolo avrà Delta Med nel progetto Casamance? Grazie. Delta Med è un'associazione che è stata costituita ancora nel 2002 e all'interno di Delta Med è presente la Fondazione Cavendramin, che è socio fondatore. È una associazione all'interno della quale vi sono vari delta del Mediterraneo e ha lo scopo di formulare soluzioni per ambiti che sono sofferenti. L'interesse di Delta Med è quello di aiutare appunto territori che necessitano appunto di interventi poiché in difficoltà. E Delta Med in questo caso si è appunto resa disponibile ad aiutare appunto le Onlus che fanno parte di questo progetto in collaborazione appunto con la Fondazione Cavendramin a trovare delle soluzioni ideali per poter aiutare a risolvere le problematiche che presenta appunto il territorio della Casamance, in particolare in relazione appunto alla problematica dell'intrusione salina, che risale nel territorio in modo molto profondo, raggiungendo i 200-250 chilometri all'interno appunto del territorio, e che provoca gravi problemi al territorio perché la popolazione non è in grado di coltivare, e quindi il suo obiettivo, assieme alle esperienze che ha avuto all'interno di altri ambiti, permetterà appunto di dare dei suggerimenti ideali per la prosecuzione di questo progetto. Parliamo con Mamadou Lamine e le chiedo quali saranno i prossimi traguardi della Fondazione e della Federazione per sviluppare questo progetto Delta Mans. Innanzitutto devo cercare di vi ringraziare per questa occasione per noi della Federazione di poter presentarvi quali sono le nostre idee e soprattutto per quale motivo noi abbiamo cercato di federare per poter avere delle idee, magari cercare degli appoggi per sviluppare la nostra regione in Casamance. Noi appena che siamo arrivati qui come immigrati ci siamo chiesto i motivi non soltanto per sapere perché siamo qui, ma abbiamo cercato pure di copiare delle idee, delle mentalità vostre per dire che guardate, bisogna di cercare di sviluppare la nostra regione per non soltanto dare opportunità a quelli che sono lì, ma magari anche noi di trovare un mezzo per ritornare come noi abbiamo trovato proprio qua in Veneto, che tanti di voi sono andati all'exterior prima nella ricerca e sono ritornati per sviluppare il Veneto. Così abbiamo trovato che il motivo proprio della nostra immigrazione è dovuto alla salinizzazione del nostro sole, perché abbiamo un fiume che purtroppo da quando è calato la pioggia che era una salita di cuneo salina che ha dovuto dare tutte le terre dove possiamo fare la coltivazione del riso, soprattutto la salinizzazione. Lì abbiamo organizzato un forum in 2008 qua a Conegliano proprio per cercare di vedere i motivi.
Così è nata la federazione e stiamo andando avanti con l'aiuto di ONG come iCare, Musoko. Abbiamo potuto sapere tramite la nostra amica Stefania questa fondazione Cave Dramin, dove noi siamo stati l'anno scorso e lì abbiamo avuto l'idea di fare entrare la Casamance nell'associazione Delta Med. Ringrazio. Adesso facciamo una domanda a Mamine, appunto riguardo a una città, la città di Bignona, dove il progetto ha già preso luogo e dove si sta già sviluppando. Come stanno andando i lavori? Je demande maintenant à vous, comme représentant de la région de Casamance, comment vous songez trouver ce projet? Voilà, merci. Je dois d'abord remercier Dieu qui nous a permis d'être là. Ringrazio soprattutto Dio per essere qui. Je tiens aussi à dire que je suis accompagné du président du département de Oussouye. Vi fa sapere che è accompagnato dal presidente del dipartimento di Oussouye, Seni Diatta, qui est là à mes côtés. qui è qui la sua presenza. Du président du département de Ziguinchor, M. Fiakoli. Presidente del dipartimento di Ziguinchor, Fiakoli. Mais aussi de deux autres présidents qui ne sont pas venus, mais qui sont avec nous. Ma con gli altri presidenti Le président du département de Kolda che non sono venuti, il presidente et le président du département de Sédhiou, e l'altro di dipartimento di Sédhiou, qui sont tous signataires che sono firmati de la demande d'adhésion au grand consortium européen. della Casamance all'associazione Delta Med. Nous sommes aussi accompagnés du directeur de l'Agence régionale de développement de la région de Ziguinchor, Dal direttore dell'agenzia di sviluppo di Ziguinchor, M. Boubacar Sonko. si chiama Boubacar Sonko. C'est un grand projet, un programme que nous attendons che loro stanno aspettando avec beaucoup d'impatience, mais aussi de satisfaction. Et nous devons d'abord remercier tous les membres du consortium Delta Med Devono ringraziare il coordinamento di Delta Med pour nous avoir acceptés per aver accettato dans ce grand programme. Questo grande programma, Parce qu'on s'est rendu compte perché si sono resi conto que nous avions les mêmes défis che abbiamo le stesse en Afrique, mais aussi au niveau des pays entourés par la Méditerranée. Come nel Delta Med hanno questo problema, anche in Africa avevo le stesse problemi di salinizzazione. C'est le problème de la salinisation des terres. Salinizzazione delle terre. Le sel en tant que tel, Sale come il est bénéfique pour la santé. è benefico per la C'est un aliment nutritionnel, è un alimento mais nous parlons de l'attaque du sel sur nos terres ma noi stiamo parlando del dito che il sale sta facendo nelle nostre terre. et qui est devenu une problématique, un défi majeur È un défi per la coltivazione dei nostri prodotti contre la sécurité alimentaire. contro l'autosufficienza alimentare. La Casamance étant une région agricole, La Casamance, essendo una regione agricola, nous comptons sur la terre pour vivre et survivre. pensiamo alla terra per poter sussistere Pour vivre et survivre. e per sopravvivere. Et donc c'est pourquoi, si nous pouvons avoir l'aide de ce grand consortium, Che noi chiediamo a questo consorzio di benefici autour d'un projet un progetto, ou un programme un programma qui permettra de retrouver nos terres che può permettere a noi di trovare le nostre terre pour assurer non seulement l'autosuffisance alimentaire, per non soltanto assicurare l'autosufficienza alimentare,
mais aussi la sécurité alimentaire. Sì, ma la sicurezza dell'alimentazione, mais aussi donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes. ma pure per dare lavoro ai giovani e alle donne et pour arrêter l'immigration. e per sbarrare l'immigrazione dei giovani. Nous rêvons d'une Casamance verte. Noi sogniamo per una Casamance verde, une Casamance autosuffisante en riz, una Casamance con una autosufficienza alimentare, et une Casamance productive una Casamance de riz di riso et qui pourrait aujourd'hui relever le niveau des revenus des citoyens du Sénégal. e che può dare un beneficio ai cittadini della Casamance, soprattutto mais della sua Casamance del Senegal, jusqu'à exporter le riz. per poter anche sognare a esportare il riso, C'est ce que aujourd'hui vous avez tout le soutien perché lui dà un sostegno l'engagement d'abord des élus locaux, di un appoggio da loro come grande responsabile della regione, de l'État sénégalais, dello Stato del Senegal, mais surtout des populations de la Casamance. ma soprattutto della popolazione di Casamance. Et je ne pourrais terminer sans pourtant remercier la FAS, Di ringraziare la stampa, donc le président est là, con quale il presidente è qui, qui a compris, che ha capito le voyage est bon, il viaggio è buono, l'immigration c'est une bonne chose, l'immigrazione mais en certain moment il faut réfléchir comment aider les populations laissées au pays. a un certo punto bisogna di pensare perché abbiamo lasciato il paese. Et c'est pourquoi nous avons le soutien du représentant de la France qui est là, Perché abbiamo il rappresentante della Francia qui est là, che è qui, de l'Espagne, della Spagna che è pure, mais aussi des autres pays européens, nos représentants qui sont là-bas, de la Casamance, i nostri amici et qui, di altri paesi soutiennent, danno questa idea, et qui toute la diaspora sénégalaise soutient ce projet. e tutta la diaspora della Casamance, del Senegal appoggiano questo programma. Le représentant de l'État en Italie était là hier. Il rappresentante dello Stato italiano era qui ieri, Le consul général était là. Anche il console del Senegal è venuto, Et c'est ce que je voulais dire. e quello che lui aveva come da dire. Et je remercie tout le monde, Vi ringrazio de près ou de loin, ont soutenu ce projet. tutti i suoi amici hanno una collaborazione per vi ringraziare e sostenere il vostro appoggio. Merci. Grazie. Concludiamo chiedendo al nostro rappresentante del Veneto, Roberto Menegon, in che modo questa fratellanza, questa collaborazione può continuare, dato appunto la notevole realtà nel nostro territorio, appunto, e anche specialmente di Casamance, in che modo continuiamo a collaborare. Ecco, grazie e buongiorno a tutti. Io direi che questo progetto straordinario può essere uno dei punti di arrivo di tanto lavoro. È qui che dobbiamo arrivare. E passando anche per le piccole comunità, per i piccoli comuni, perché le comunità devono capire i problemi delle popolazioni che oggi sono presenti e ospitiamo nei nostri territori. È fondamentale, se no non riusciremo mai a risolvere problemi importanti come la fame, come la miseria. Ecco, allora io sono assessore nel comune di Pieve di Soligo, che ha 12.000 abitanti. Dei 12.000 abitanti, 2.000 sono extracomunitari. 54 nazionalità, provate ad immaginare che mondo, no? Abbiamo tutto il mondo. E come allora pensare che anche le nostre comunità non debbano farsi carico di problematiche anche di questo tipo, ma problematiche anche più piccole.
E io sto incontrando ormai da un anno i rappresentanti di alcune, purtroppo solo alcune di queste comunità, perché altre non hanno associazioni culturali, diventa più difficile contattare, ma faremo in modo di farlo al più presto, per capire quali sono le problematiche, ma per iniziare un percorso di conoscenza. Ecco, e per fare questo a ottobre organizzeremo una manifestazione, perché poi è sempre con la festa che si iniziano i rapporti. Ecco, e faremo una grande festa con musica e cibi da tutto il mondo. Ecco, quindi approfitto per invitarvi e per congratularmi ancora per questa iniziativa straordinaria che state portando avanti. Grazie. Qualcuno di voi che vuole raccontare la propria esperienza? Eh bien, je voudrais dire merci pour cet accueil d'abord. Vi ringraziamo per questa accoglienza. Notre présence d'abord ici de la part du président du département de Bignona, Sénégal, qui représente également ici également tous les présidents de la région sud-méridionale, en tout cas du Sénégal, qui est en l'occurrence Mamina Camara. Allora siamo qui presenti con l'onore del presidente della regione di Casamance, che è il presidente anche del dipartimento di Bignona, che è qui rappresentato il signor Mamina Camara. Je ne pourrais ne pas dire merci à Stéphania qui justement se bat pour aider ces populations, cette ville, ce pays du Sénégal, notamment la Casamance. Depuis que je la connais, elle soutient et son apport est inestimable. Jusque d'ailleurs, cette conférence l'a encore montré. Ringrazio di cuore alla signora Stefania per quel che sta facendo, battendosi giorno e notte per poter portare avanti questo progetto, e l'ha dimostrato in questi giorni che abbiamo organizzato la conferenza stampa. È sempre stata con noi giorno e notte. Le président Lamine, justement président de la fédération, qui se bat comme lion depuis notre création ici, le mois, comment dirais-je encore, il y a 8 ans, la création de la fédération des associations casamançaises, à laquelle je suis le vice-président et président de la FAS section France. Allora ringrazio anche il signor Mamadou Lamine, che si batte come un leone dalla creazione di questa federazione, in quale lui è vicepresidente della fédération. Donc la présence de tous les représentants sénégalais en terre italienne montre que le Sénégal en a besoin de l'aide et de la collaboration de l'ONG Deltamed. Allora, visto che i senegalesi sono molto numerosi qua, hanno lasciato i loro paesi per venire qua, mostra che adesso dobbiamo aiutare a questo popolo, come lo fa Deltamed, l'associazione Deltamed, perché rimangano a casa loro. Longtemps, nous sommes en train de lancer cet appel vibrant aux représentants, aux techniciens, en tout cas Deltamed, afin qu'ils s'y rendent pour pouvoir nous aider, étudier et peut-être concevoir maintenant ce programme que nous croyons seul pourrait aider la Casamance à revenir comme, disons, en terre cultivable comme d'habitude. Il nostro sogno attuale è di invitare magari alcuni tecnici di questa fondazione, di questa associazione Deltamed, perché si rendono in Casamance in modo di vedere la realtà della problematica che sta facendo il sale, perché riusciamo anche insieme a lottare con questo flusso del sale. En tout cas, les représentants, monsieur le maire de la commune de Conegliano, leur présence et toutes les personnes ressources, et en tout cas, nous les remercions très sincèrement de l'appui qu'ils continuent, qu'ils n'ont jamais cessé de nous appuyer jusqu'ici.
En tout cas, je m'arrêterai là en vous disant merci. Non dimentico il comune di Conegliano per quel che sta facendo, appoggiandosi a questo progetto per la riuscita, per dare una mano ai senegalesi in modo che i bambini oppure i giovani non fanno queste strade di speranza che a volte è sbagliata, riuscendo a instabilire questo progetto della desalinizzazione del suolo in Casamance. Noi pensiamo che questo sarebbe il migliore aiuto. Mi fermo qui. Merci à vous justement de cette radio qui nous avait permis d'être là et d'exprimer, en tout cas à vous tous, le petit frère qui est à Lyon et qui réellement également travaille avec vous, directeur e responsable di questa radio, merci. Ringrazio anche alla vostra apertura di poter ospitare anche un nostro figlio a lavorare qui con voi. Allora questa prova che avete una grande apertura per il mondo. Vi ringrazio di cuore ancora di nuovo per questo. Allora ancora siamo con la coordinatrice Stefania Ghiraldi che deve spiegare un po' ancora di più la situazione di progetto che sta facendo con la FAS, anche gli altri ONG. Stefania, ti do il microfono per spiegare ancora cosa dobbiamo fare, cosa manca e cosa pensi da fare. Allora, vi ringrazio per avermi dato nuovamente la parola. Vorrei spiegare, sono una pianificatrice territoriale ambientale, mi occupo di progetti legati alla gestione delle acque in ambiti sofferenti e attualmente coordino appunto questo progetto assieme a Giovanni Spaliviero, che è il presidente di Musoco Onlus. Questo progetto riguarda appunto la regione Casamance, dove assieme a varie onlus, tra cui appunto Musoco Onlus, ICARE, la FAS, appunto la Federazione Europea di Migranti Senegalesi originari della regione Casamance, e l'associazione di Amoral, abbiamo appunto deciso di unire le nostre forze al fine di trovare delle soluzioni ideali per il territorio della Casamance, affinché sia appunto possibile per la popolazione che risiede al suo interno vivere e poter avere la possibilità di coltivare riso come altre colture, per evitare viaggi verso appunto nuovi siti che a volte purtroppo quando li intraprendono non hanno un buon risultato e risulta appunto spesso tragico. L'obiettivo di questo progetto è di poter migliorare la vita di coloro che appunto vivono in Senegal, quindi permettendo loro anche di avere una vita più dignitosa nel loro terra natale. Le onlus italiane che lavorano per la Casamance fungono sostanzialmente da intermediario tra i dipartimenti senegalesi di Ziguinchor, Bignona, Sediou, Ossuia e Kolda, che hanno aderito al progetto assieme ad altri membri italiani che collaborano appunto al fine di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. In particolare la Fondazione Cavendramin, assieme al suo comitato scientifico, che è composto da vari esperti provenienti da diverse università italiane, tra cui l'Università UAV di Venezia, l'Università di Padova e di Ferrara, oltre anche a ingegneri e tecnici del territorio che appartengono al Consorzio di Bonifica Delta del Po e al Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, hanno lo scopo di promuovere la ricerca sui delta, le lagune e le zone umide del Mediterraneo e di altri paesi del mondo. Questa fondazione partecipa assieme a organismi internazionali per trattare queste appunto tematiche relative alla natura idraulica, costiera e ambientale, oltre che anche al punto di vista sociale ed economico dei territori, per appunto creare progetti d'aiuto a questi territori che hanno serie difficoltà. La Fondazione quindi è stata interpellata ancora nel maggio 2014, visti i suoi obiettivi, per realizzare un progetto di collaborazione tra le onlus che ho elencato prima, per poter appunto intraprendere questo viaggio assieme, grazie alla loro esperienza.
Abbiamo quindi realizzato questo primo incontro con l'ingegner Tosini, che è direttore della Fondazione Cavendramin, e abbiamo stipulato quindi questo primo rapporto di collaborazione. Successivamente è stato realizzato un nuovo incontro il 5 dicembre 2014 tra il Comitato Scientifico della Fondazione Cavendramin e le ONLUS presenti, assieme anche ad altri delegati senegalesi, anche qui presenti come appunto il presidente della provincia di Bignona, Mamina Camara. E da questo evento è stata redatta una lettera di intenti tra la Fondazione e gli enti partecipanti al progetto. Riprendo un estratto di questa lettera, che pone proprio attenzione appunto sul progetto. Il partenariato è inteso a promuovere una collaborazione tecnico-scientifica che identifichi e realizzi progetti di sostegno alle attività produttive delle popolazioni locali, fra cui principalmente la coltivazione del riso, che si attui nei territori in fregio al fiume Casamas, prevedendo delle attività di contenimento alla risalita del cuneo salino. La Fondazione Cavendramin comunque fa parte anche dell'associazione Delta Med, un'associazione che è stata costituita nel 2002, di cui la Fondazione è anche socio fondatore, assieme appunto al consorzio di bonifica Delta del Po e di Taglio di Po. Questa fondazione raggruppa delle persone giuridiche che rappresentano i delta delle zone umide del Mediterraneo, e negli anni hanno anche iniziato a rappresentare anche altri delta come quello di Paranà, e adesso ha anche accolto appunto il delta, l'estuario della Casamassa. Fra gli obiettivi principali di Delta Med vi è la formulazione di proposte che diano delle adeguate soluzioni ai problemi di salinizzazione, di cambiamento climatico, di cui siamo sempre più soggetti nel territorio, e elaborano anche delle proposte di progetti e dei piani e dei programmi riguardanti lo sviluppo sostenibile delle zone umide e litoranee. Delta Med ha quindi l'obiettivo di presentare uno spazio per approfittare anche di finanziamenti europei inerenti ai programmi, al fine di assicurare la crescita dell'occupazione. Quindi l'idea dei dipartimenti che ho elencato prima, i dipartimenti senegalesi, è stata appunto quella di entrare all'interno di questa rete per poter avere quindi la possibilità di far parte di un progetto più grande, di avere delle esperienze e dei tecnici che hanno appunto la possibilità di raggiungere i nostri obiettivi più facilmente. Si è tenuto quindi il 24 settembre 2015 un incontro a Ferrara tra il presidente della FAS e i rappresentanti, il direttore della Fondazione Cavendramin, l'ingegner Tosini, e il presidente di Delta Med, Manuel Masià, per sottoscrivere la richiesta di adesione dei dipartimenti di Zigon-Chor, Sediou, Bignona, Kolda e Ossuye a Delta Med. È stato quindi sottoscritto un primo accordo che verrà poi ufficializzato nel corso del 2016 nella prossima assemblea, che verrà realizzata a febbraio a Barcellona, appunto nell'occasione appunto realizzata da Delta Med. Si è quindi tenuto il 26-27 ottobre 2015 un incontro presso il consorzio del canale della destra dell'Ebro, e lì abbiamo avuto modo di vedere come viene ad essere risolta la problematica della salinizzazione nel delta dell'Ebro, e abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare Julián Martínez Beltrán, una persona che fa parte del Centro di Studi Idrografico di Alimentación, che ha lavorato a un progetto della FAO con il Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, il SEDEX, nell'area del Gambia, in collaborazione appunto con la FAO, e questo ci ha dato modo di vedere che altre soluzioni vengono a essere applicate in territori simili alla Casamassa. Si è giunti quindi alla conferenza che è stata realizzata il 21 gennaio 2016, pochi giorni fa, che ha avuto l'obiettivo di richiamare l'attenzione su questa tematica così importante in relazione all'immigrazione, appunto con l'obiettivo di richiamare appunto l'attenzione e vedere se è possibile garantire uno sviluppo migliore per il territorio della Casamance, che era un tempo il granaio del mondo, e si spera appunto di poter raggiungere quantomeno l'autosufficienza alimentare per queste popolazioni così in difficoltà.
Ringraziamo a tutti quelli che sono già venuti per anche parlare con questo progetto. E anche ringraziamo i tecnici Alberto e tutti e compagnia, perché io faccio un po' delle storie perché sono venuto là. Ho un amico brasiliano che si chiama Antonio Luis Piccoli e abbiamo frequentato la scuola insieme, e con questo da 2007-2008 e siamo insieme con la Radio Conegliano, e con questo è arrivato poco per nascere questo Veneto Globe. Anche vuol dire che anche i brasiliani sono veramente sostenere questo progetto, anche sono già presenti per loro sanno come la Casamance. Anche hanno ospitato anche i Marabout Fansu Bojan e di venire qui con questo radio, anche questa televisione, per parlare la religione cristiana, anche fra le due religioni cristiane e musulmane. Allora ringraziamo, e con questo ieri, giovedì, Veneto Globe con la collaborazione Radio Conegliano sono venuto come una referenza per la Casamance. Allora noi auguriamo a tutti, come il direttore è un po' impegnato, auguriamo a tutti e dare la salute a tutti la fondazione Cadra Vendramin, anche il Delta Med, con loro partecipazione per andare a fare avanti in questo progetto, anche senza dimenticare anche nostro collaboratore, una persona di gamba, assessore di Pieve di Soligo, che ha sempre essere vicino con gli immigrati, ha sempre i pensieri per fare andare avanti la società senegalese, anche Casamance. E anche nostro anziani, Fansu da Francia, con noi, che Abdoulaye, nostro onore, anche responsabile, consiglio della federazione, è con noi. Adama come segretario, anche una persona di gamba, veramente una persona che noi non possiamo dimenticare, che anche la Mine non può dire, ma è una persona eccezionale, perché è anche il presidente della federazione, anche il presidente dell'associazione che si chiama Giamoral. Anche senza dimenticare anche il presidente dipartimentale di Osoi, Senigiata, che è con noi anche veramente, e altri sono ancora andati per continuare a lavorare. Ancora ringraziamo a Lamine Giju, che è là anche con noi, senza parola, ma i pensieri sono sempre con noi. Ringraziamo tutti e prossimo incontro, e continuiamo a lavorare, a collaborare con anche la Radio Conegliano Veneto Globe, e saluto a tutti. Grazie mille. Concludiamo salutando i nostri amici a casa e dicendo appunto come il Veneto, per quanto piccolo come territorio, possa creare una speranza così grande in un territorio così lontano. Arrivederci da Radio Conegliano e Veneto Globe. Grazie.